Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG che apriamo come di consueto con il bollettino regionale, il punto dunque sui casi di coronavirus in Calabria. Le stime ufficiali oggi riportano 7 casi positivi in più rispetto a ieri, vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 29.834 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.096, più 7 rispetto a ieri. Quelle negative sono 28.738. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 48 in reparto, 2 in rianimazione, 80 in isolamento domiciliare, 53 guariti, 30 deceduti. Cosenza 28 in reparto, 1 in rianimazione, 316 in isolamento domiciliare, 76 guariti, 27 deceduti. Reggio Calabria 24 in reparto, 3 in rianimazione, 145 in isolamento domiciliare, 63 guariti, 15 deceduti. Crotone 13 in reparto, 66 in isolamento domiciliare, 27 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 1 in reparto, 55 in isolamento domiciliare, 12 guariti, 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.444 così distribuiti: Cosenza 1.223, Crotone 1.633, Catanzaro 1.818, Vibo Valentia 282, Reggio Calabria 1.488. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della regione sono 16.479. E l'Italia riparte con il nuovo decreto firmato dal Premier Conte, ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contagi. Oggi riaprono i cantieri pubblici e le aziende votate all'export, ma la vera fase 2 scatterà il prossimo 4 maggio con una maggiore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Vediamo. Siamo in Italia, mantieni le distanze, inizia così la fase 2 dal prossimo 4 di maggio. In sintesi, vediamo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il distanziamento obbligatorio, il prezzo delle mascherine calmierato a 50 centesimi, basterà un clic per rinnovare il bonus da 600 euro. Fino al 18 maggio gli spostamenti sono previsti con autocertificazione, le visite mirate ai familiari ma con obbligo di mascherine, consentita anche l'apertura dei parchi e dei giardini ma con ingressi contingentati e senza assembramenti. Sono consentite le cerimonie funebri con un massimo di 15 persone, le attività di ristorazione da asporto ma senza assembramenti, ok anche gli allenamenti degli atleticoni ma a porte chiuse, consentita l'attività motoria ma con distanziamento. Ripartono la manifattura, le costruzioni e il commercio all'ingrosso funzionale. Dal 18 maggio invece è prevista l'apertura del commercio al dettaglio, i musei, le mostre, le biblioteche e gli allenamenti di squadra. Dal 1 giugno invece è prevista l'apertura di bar, ristorazioni, parrucchieri e centri estetici. E dal governo il via libera a un nuovo esodo verso sud. Il divieto degli spostamenti interregionali viene smentito dalla norma di chiusura che consente il ritorno nel proprio domicilio, abitazione o residenza, che invece è stato tradotto in un liberi tutti che va oltre i casi specifici. La governatrice della Calabria, Iole Santelli, dice che il governo si assuma la responsabilità del nuovo esodo e dei nuovi contagi. Vediamo. Il governo apre, la regione chiude, o meglio esprime perplessità per il rientro dei nostri dalle località del nord. E la Presidente Santelli ad esprimere il suo disappunto per la scelta del governo di favorire i ricongiungimenti familiari. Teme che si possa verificare un nuovo esodo che possa compromettere il lavoro di contenimento all'espansione del virus messo in atto dalla regione.
È la terza volta, dice la Presidente, che questa storia dei ritorni si ripete, mettendo in difficoltà le regioni. Poi la palla a Conte e al suo governo. Se vuole fare questo, si deve assumere la responsabilità della decisione presa e adotti tutte le precauzioni necessarie affinché questi ritorni avvengano con le dovute cautele. La norma, spiega poi la Santelli, apre ad un rientro indiscriminato, visto che si parla non solo di residenza ma addirittura di domicilio. La Presidente conclude poi l'intervento con questo messaggio: noi adotteremo le misure di cautela di nostra competenza, che tradotto significa ci adegueremo ma imporremo le nostre condizioni. A Cosenza adesso per la testimonianza di un imprenditore guarito dal Covid-19, lui si chiama Elmiro Tavolaro e ai nostri microfoni ripercorre i giorni della malattia e avverte: manteniamo le misure di cautela, siamo ancora lontani dall'uscita dal tunnel. Vediamo. Il ricovero all'Annunziata di Cosenza comincia così la battaglia con il virus maledetto dell'imprenditore cosentino Elmiro Tavolaro. Il 9 marzo ho avuto una febbre alta che sostanzialmente era un'avvisaglia abbastanza importante di quello che stava succedendo. Fatto il tampone ho avuto il responso e il 20 marzo, quindi dopo quasi 2 settimane, sono stato ricoverato. Quindi al 118 è venuto a prelevarmi e poi è iniziato un periodo di circa oltre 3 settimane di ricovero, dove devo dire che ho avuto un comportamento dei medici assolutamente esemplare da parte degli operatori, non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano, quindi ne posso solo parlare bene. Medici che non seguivano in maniera pedissequa quello che erano i protocolli sanitari, ma che in realtà giorno per giorno monitoravano tutto quello che stava succedendo per fare anche modifiche in corso d'opera. Quindi ho visto persone, oltre che capaci, anche persone che mettevano veramente a servizio il loro know-how e quando apprendevano. Quindi mi sono sentito assolutamente accolto e tranquillo. A parte la situazione a casa, dove io poi purtroppo, essendo ignaro per 2 settimane della mia condizione, ho infettato le persone che mi stavano attorno. I tamponi sulla moglie e il figlio risultano positivi, ma per fortuna senza sintomi dopo settimane. Ha lasciato l'ospedale di Rogliano, dove era stato trasferito da Cosenza e ancora provato dalla malattia. I problemi di natura respiratoria mi hanno sicuramente segnato, non al punto da dover essere intubato, grazie a Dio, ma devo dire che anche il medico di base ha tenuto con la sua terapia a bada quello che è successo. Una spossatezza che non mi è propria e che sicuramente mina abbastanza quella che è la vita di tutti i giorni e soprattutto la mancanza di appetito. Io sono una persona che solitamente mangia e si alimenta anche bene, ma il fatto di non potersi alimentare poi mina anche a maggior ragione quella che è la spossatezza e quindi la mancanza di energie. In generale è un malessere che si sente e si avverte, è il problema respiratorio e con i conseguenti affanni che si verificano in queste condizioni. Sicuramente è qualcosa di importante. Dico per una persona che non ha avuto in maniera grave i sintomi. Non voglio raccontare quello che ho visto, perché ho visto anche persone che sono state meno fortunate, che grazie a Dio ne sono uscite, altre purtroppo no. Infine il consiglio, quello cioè di mantenere le misure di cautela, perché, spiega, siamo ancora lontani dall'uscita dal tunnel. E ci spostiamo a Castrovillari, dove è toccato al sindaco Lopolito annunciare alla città un nuovo caso di Covid. Vediamo. La fase 2 non è ancora matura e noi dobbiamo continuare ad essere attenti per noi e per gli altri. Lo ha ribadito il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lopolito, che questa mattina ha comunicato che nella città del Pollino c'è un nuovo caso di positività al Covid-19. Ieri sera infatti sono arrivati i risultati di un tampone effettuato su un anziano ricoverato in ospedale dal 17 aprile in stanza singola, che stava per essere trasferito presso una RSA della provincia. La procedura di controllo
controllo prima delle sue dimissioni prevedeva appunto il tampone che ha dato esito positivo. L'uomo, che viveva da solo in casa e senza troppe frequentazioni, per come confermato dai vicini al sindaco Domenico Lopolito, che nell'immediatezza della notizia ha provato a ricostruire il percorso dei contatti avuti. L'uomo è stato già trasferito come da protocollo all'Aspe di Cosenza, nel centro di malattie infettive del nosocomio cosentino. Risulta asintomatico. Ora, con la direzione sanitaria dell'ospedale, si sta ricostruendo la rete di contatti avuti con personale ospedaliero al fine di mettere in campo il protocollo di sicurezza anche per l'effettuazione dei tamponi. L'anziano era stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore registrato in casa sua circa 10 giorni fa. Era stato soccorso dal personale del 118 che lo aveva trasferito in ospedale, dove è rimasto ricoverato fino a ieri. Ancora una volta questa notizia, spiega il sindaco, ci induce a riflettere su quanto ancora sia fragile il sistema e di come ora più di prima sia necessario tenere comportamenti corretti. Intanto il sindaco Domenico Lopolito, a scopo cautelativo, ha messo in quarantena i 4 nuclei familiari che abitano nello stesso stabile dove è residente l'uomo. L'allarme mi sembra un tantino ingiustificato, così il responsabile della direzione medica ospedaliera Raffaele Cirone. Noi dall'inizio di aprile stiamo facendo tamponi a tutti gli operatori. Fino ad oggi sono stati fatti 120 tamponi circa, ne sono tornate le risposte di circa 100 e non c'è tra gli operatori nessun caso positivo. Se ci fosse stata una circolazione del virus in ospedale, tra 100 tamponi qualcuno doveva acchiapparlo positivo, invece niente. Per cui noi stamattina che cosa abbiamo fatto? Abbiamo esaminato la storia di questo paziente che è stato in ospedale al pronto soccorso della medicina, tutte le persone che lo hanno assistito, che sono venute in contatto con lui. Quindi è quello proprio che dovrà succedere in tutta la seconda fase dell'epidemia. Bisogna identificare i positivi e poi, una volta, bloccarli, isolarli e poi esaminare i contatti. Esattamente quello che stiamo facendo, per cui io dico che l'allarme che c'è mi pare anche un tantino ingiustificato. A proposito di tamponi, concitazione all'Ocri, assembramenti al pronto soccorso, ma vediamo che cosa è successo. A riflettere si capisce che all'ospedale di Locri i tamponi per il Covid-19 si sarebbero potuti fare da subito. Peccato, certo, ma è anche giusto dire meglio tardi che mai. E poco importa alla fine se per trovare una soluzione che di fatto era portata di mano ci sia voluta una circostanza spiacevole denunciata dal sindacato UIL. Ma procediamo per gradi. Accade che nei giorni di venerdì, sabato e domenica, ma in modo particolare nelle ultime 36 ore, assembramenti di persone siano stati rilevati al pronto soccorso del nosocomio locrese. Uomini e donne costretti a stazionare lì perché, dovendo essere ricoverati per patologie importanti, hanno dovuto prima sottoporsi al test sulla positività al coronavirus. Tra l'effettuazione dei tamponi, l'invio al laboratorio di analisi dell'Aspi di Reggio Calabria, i tempi per il responso, le ore si sono dilatate e in un luogo dove gli assembramenti è meglio evitarli, l'attesa si è trasformata in un clima quasi rovente. La UIL, attraverso la sua segreteria comprensoriale, ha segnalato il gravissimo problema e naturalmente ha attivato un confronto che adesso potrebbe dare risultati importanti. Infatti, nella mattinata di oggi, il responsabile del laboratorio di analisi, interpellato dal sindacato, ha fatto sapere che con una macchina adeguata e 2 operatori, un tecnico e un biologo, potrà effettuare i test in loco. Una stanza verrebbe completamente destinata a questa attività. Nel frattempo, avviata una interlocuzione con l'assessorato regionale alla sanità, si scopre che l'acquisto di una macchina da destinare all'Ocri può essere programmato, previa una richiesta urgente da fare con una modulistica già definita. Quindi, come riferito nel collegamento in diretta della edizione delle 14.30, in queste ore, sollecitata anche dal consigliere regionale Raffaele Sainato, sarà formalizzata l'istanza dalla direzione sanitaria ospedaliera e da quella dell'Aspi di Reggio Calabria e nei tempi tecnici necessari l'Ocri potrebbe raggiungere un risultato di straordinaria importanza. Intanto a Cosenza continua lo screening sui sanitari dell'Annunziata. Noi ne abbiamo parlato con il direttore dell'unità operativa complessa di prevenzione e protezione aziendale proprio dell'azienda ospedaliera. Vediamo.
Prosegue lo screening per i sanitari dell'ospedale di Cosenza, personale particolarmente esposto a rischio. A che punto si è il direttore dell'unità operativa complessa di prevenzione e protezione ambientale a rispondere alla domanda. Iniziato il 12 marzo, come sapete, siamo arrivati a 1106 tamponi negativi su 1106 effettuati, aspettiamo i 24 di oggi. Quindi chiaramente è un processo di prevenzione che noi non possiamo interrompere finché non cesserà il rischio immanente sulla nostra realtà lavorativa. La questione relativa ai reagenti e ai tamponi è stata chiarita? Si è accentuata con il problema di Villa Torano, di Torano e quindi anche dell'Interland intorno a quella zona, Bisignano, Luzzi, eccetera, Montalto. Per cui c'è stata un'aumentata domanda da parte del territorio e che si è anche in qualche modo negativamente combinata con una carenza di kit di estrazione che però in questo momento è stata superata. Abbiamo avuto più o meno 10 giorni abbastanza difficili, pur garantendo comunque sempre la processazione dei campioni che sono arrivati. Non mi stancherò mai di dire che la nostra virologia sta facendo un lavoro veramente incredibile. E adesso con le forniture settimanali standard, perché comunque si tratta sempre di forniture settimanali, diciamo che l'offerta è sempre di circa 250, massimo 300 tamponi processati al giorno, ad opera di 4 tecnici e 4 laureati che processano, più tutto altro personale che accetta, più l'altro personale che svolge comunque altre mansioni, perché l'ospedale non è fermo solo al Covid e ci sono da fare tante altre diagnostiche. L'hospice di Cassano allo Ionio, una delle tante strutture sanitarie calabresi non valorizzate. Di recente ne è stato proposto l'utilizzo durante l'emergenza Covid-19, ma il degrado all'interno dello stabile avanza. Vediamo. Lunghi corridoi deserti che conducono a porte murate, sedie anni 70, lavandini divelti in bagni fatiscenti, apparecchiature medicali acquistate con soldi pubblici e oggi abbandonate. Nella regione che negli ultimi anni ha visto chiudere tanti ospedali, che si è dovuta attrezzare in poche settimane per far fronte all'emergenza Covid-19, nella terra che pensa ad un unico grande centro per i malati di coronavirus, ma che ancora aspetta che da qualche parte venga posata la prima pietra per un semplice ospedale Spock utile a mezza provincia, ci sono ancora tanti casi come questo. Questo è l'hospice di Cassano allo Ionio, una delle strutture calabresi semi-abbandonate, un piano attrezzato come hospice, appunto, un laboratorio di analisi e il poliambulatorio. Per il resto, degrado, tanto degrado. La denuncia è ormai ciclica. Più volte il Comitato Cittadino per la Salute Pubblica ha tentato di accendere i riflettori sulla struttura sanitaria. Nel mese di marzo ci ha provato anche il sindaco Papasso, proponendo l'utilizzo dell'hospice proprio nella fase dell'emergenza Covid. Un modo, sosteneva il sindaco, per sfruttare una risorsa pubblica e offrire un servizio alla cittadinanza. Nulla di fatto, anche in questo caso i soldi pubblici spesi si sono rivelati in gran parte sprecati. È davvero inaccettabile e purtroppo è solo uno dei tanti casi in Calabria. E lasciamo la parte sanitaria del Covid, c'è anche un altro aspetto che è un aspetto economico che si dovrà affrontare in questa fase 2. Come sapete è ancora lontana la riapertura per alcune attività quali i parrucchieri che però si stanno preparando. Vediamo questo servizio. Bisognerà ancora aspettare un po' per la riapertura dei parrucchieri. Noi qui oggi siamo a Cosenza, vediamo come si stanno organizzando. Ecco, entriamo, siamo qui nel negozio di Enrico Style, vedete appena si entra le clienti dovranno igienizzarsi le mani e troveremo tutto il kit monouso dato da mantelline, asciugamani per uso personale. Vedete anche qui spazzole, pettine sono stati chiaramente igienizzati, sanificati e sigillati in queste borse. Si stanno riorganizzando gli spazi, vedete i lavori sono ancora in corso, abbiamo questi schermi di plexiglass, ovviamente bisognerà ancora effettuare dei lavori. Abbiamo riorganizzato, o meglio un'idea di organizzazione, visto che ancora non ci sono delle direttive ben chiare, ma in realtà noi abbiamo dimezzato i posti,
quindi abbiamo più di 2 metri di distanza tra un posto e un altro. Per il resto abbiamo adottato una serie di misure per la prevenzione, gli schermi per quanto riguarda la zona cassa. Tra una postazione e un'altra abbiamo in preventivo di mettere dei pannelli di plexiglass come misura ulteriore. Vedremo queste strisce a terra fra poco, perché ci sarà proprio un percorso guidato, ingresso e uscita, proprio per evitare che le clienti possano essere troppo vicine. Sì, in realtà noi abbiamo studiato un vero e proprio progetto, quindi anche grazie all'aiuto di un ingegnere abbiamo rimodulato la nostra mappa, che presenteremo anche a degli enti territoriali per avere delle autorizzazioni specifiche, poter lavorare in tutta tranquillità e niente, riprendere la nostra vita quasi normale. Vedete, questi sono i prodotti che vengono utilizzati anche per igienizzare le postazioni. Sant'Enrico, allora, voi avete chiaramente affrontato anche dei costi, no? Ci sono degli investimenti per mettere insomma, a norma, ecco, il locale, e continuano a lavorare. Perché è giusto che sia così. Abbiamo cambiato anche il progetto del locale. Il locale come era prima era una cosa, adesso è tutt'altro locale. Mancano 4 posti di lavoro, mancano 2 posti di lavaggio, quindi ci dobbiamo adeguare a quella che è la normativa. Però ci siamo attrezzati per far stare tranquilla la cliente. Ma questi costi avranno una ripercussione sul prezzo che i clienti andranno a pagare? No, non ci saranno assolutamente aumenti. Noi siamo quelli che siamo portati a soffrire più degli altri, però noi saremo forti pure in questo. Noi se siamo sostenuti dalla cliente, così come è sempre stato, e dei nostri più diretti collaboratori, noi ce la faremo, anche aprendo a giugno. Però c'è una sofferenza che è notevole, mi creda. E le notizie di pubblica utilità, il nuovo calendario per la riscossione delle pensioni negli uffici postali si è partiti questa mattina, e anche questo mese sarà possibile per i più anziani, per le persone sole, ricevere la pensione a casa con l'aiuto dei carabinieri. Vediamo. Poste Italiane ha comunicato che le pensioni del mese di maggio sono state accreditate oggi, 27 aprile, per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una PostPay Evolution. I titolari di carta Postamat, carta libretto di PostPay Evolution potranno prelevare i contanti senza bisogno di recarsi allo sportello dagli oltre 360 ATM operativi H24 su tutto il territorio della Regione Calabria. Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti nell'ufficio postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario. I cognomi dalla A alla B lunedì 27 aprile, dalla C alla D martedì 28 aprile, dalla E alla K mercoledì 29 aprile, dalla L alla P giovedì 30 aprile, dalla Q alla Z sabato mattina 2 maggio. Per il ritiro delle pensioni, l'azienda garantirà l'apertura di circa 550 uffici postali sull'intero territorio calabrese. Poste Italiane ricorda inoltre ai cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando il ritiro ai carabinieri. Nell'attuale fase di emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l'obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. In questa fase, ciascuno è pertanto invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale, di entrare in un ufficio solo all'uscita dei clienti precedenti, tenere la distanza di almeno 1 metro, sia in attesa all'esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.
Il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, ha sospeso il Consiglio Comunale di San Vito sullo Ionio e nominato commissario per la regolare gestione dell'ente locale il dottor Gino Rotella. La sospensione del Consiglio si è resa necessaria, riferisce un comunicato, dopo la riduzione dell'organico assembleare a meno della metà dei suoi componenti. Nei giorni scorsi il sindaco di San Vito sullo Ionio, sospeso con provvedimento del prefetto, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di istigazione alla corruzione e corruzione per l'esercizio della funzione nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri della compagnia di Soverato, coordinati dalla Procura di Catanzaro, relativa a una presunta mazzetta nell'ambito dell'iter per la realizzazione di un parco eolico. Ora la nostra rubrica Il mondo che verrà, vediamo. Il virus, come spiegato dagli scienziati, non scomparirà e inevitabilmente dovremo conviverci. La task force di esperti e il governo sono al lavoro per prevedere una riapertura. Si sta per ora lavorando ad un piano nazionale contenente delle linee guida omogenee per tutto il Paese, in modo da procedere ad una ripresa delle attività produttive attualmente sospese, secondo un programma ben articolato, che contemperi da un lato la tutela della salute e dall'altro le esigenze, della produzione. Le misure al vaglio permetteranno una convivenza con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza, tenendo sempre sotto controllo la curva epidemiologica e le condizioni di stress del sistema sanitario ospedaliero locale. Nei prossimi giorni quindi verrà illustrato a tutti gli italiani un piano chiaro con delle informazioni certe. La missione dunque è ripartire, scongiurando chiaramente una nuova ondata di contagi. Il distanziamento sociale e l'uso di dispositivi di sicurezza saranno ancora obbligatori. I luoghi di lavoro dovranno essere sanificati e dovranno garantire il distanziamento sociale. Molte aziende continueranno a promuovere lo smart working e si punterà anche all'aiuto della tecnologia per il tracciamento dei contatti e per la telemedicina. Ed è proprio in questa direzione che vanno le raccomandazioni della Commissione europea, che ha fissato in questi giorni la scadenza per l'elaborazione di un pacchetto di strumenti per un approccio paneuropeo per le applicazioni mobili, che appunto chiaramente dovranno rispettare le normative sulla privacy previste nei Paesi membri. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Sulla penisola iberica e sulla Francia è presente una depressione che continua a produrre temporali su queste zone, mentre il Mediterraneo è interessato da correnti occidentali debolmente instabili che, infatti, sulla Calabria nei prossimi 2 giorni si limiteranno a provocare solo nuvolosità variabile con pochi fenomeni. Domani al mattino parzialmente nuvoloso sui versanti tirrenici. Dal pomeriggio la nuvolosità si estenderà anche su quelli ionici, previsti solo isolati o deboli piovaschi sull'Alto Tirreno Cosentino e per l'afflusso di aria umida da ovest. Temperature in ulteriore lieve aumento. Passiamo a mari e venti, domani mari poco mossi, ventilazione debole di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento.